diventati un'entità, diciamo così, a cui sono molto, molto legata. E oltre al mio ruolo di trascrittrice dei registri, sono anche un archivista, quindi mi scuserete se parto da quella che è la culla che custodisce i registri dei pregadi. Qui siamo nel corridoio delle cancellerie ducali e segreta, e che attualmente viene chiamato crociera del Senato. La vedete in questa foto più attuale, dove i banconi e gli scaffali di legno sono stati sostituiti da un mobilio più adeguato e utile per la conservazione. E quindi questa crociera del Senato, che è il corridoio centrale dell'ex convento fra i due chiostri, ed è così denominata perché appunto lungo tutte le scaffalature centrali sono disposti i registri delle deliberazioni del Senato insieme a quelli del Maggior Consiglio e del Collegio, mentre sulle scaffalature alle pareti ci sono per gran parte le filze corrispondenti. Ecco, ogni registro è collocato all'interno di una scatola in cartone a scopo conservativo, e pressoché vi prego di notare, tra l'altro, in questo caso, quel talloncino rosso che dice escluso dalla consultazione. Infatti tutti questi volumi delle serie del Senato sono esclusi dalla consultazione. Per potervi lavorare, l'Archivio di Stato, all'epoca in cui si strutturò il progetto, rese disponibili non solo le fotografie, all'epoca ce n'erano già di esistenti, ma ne vennero fatte successivamente delle altre più consone all'utilizzo che dovevamo farne, ma anche rese possibile un utilizzo continuato, prolungato, di questi registri originali agli studiosi, appunto, che dovevano trascriverli in sala studio. Ecco, come vedete questa è la veste in cui i registri si presentano: una coperta in assi di legno scoperte, un dorso in pelle con un talloncino cartaceo che ci indica la serie di appartenenza, gli estremi cronologici e il numero del registro. Si tratta di legature non originali, come ben possiamo vedere, sono state realizzate nella metà del secolo scorso, forse durante una di quelle fasi di cui il professor Maranini ha appena parlato. Queste legature, fatte ex novo in quel momento, hanno dato ai misti una conformazione omogenea, come forse già appariva dalle vecchie legature. Noi non lo sappiamo, da quel che ho potuto constatare non sono state conservate. In questo senso anche le misure interne dei registri, a parte il primo registro, quello del 1300-1303, che ha di dimensioni più piccole, le dimensioni, dicevo, sono abbastanza simili per tutti i registri e si attestano intorno ai 40 cm di altezza e ai 30 di larghezza. Più o meno la consistenza è simile, direi una media di un centinaio di carte ciascuno, però con delle punte minime di 68 carte per il registro quindicesimo e di 166 per il registro ventiquattresimo. Dopo la metà del 300, in particolare dopo il 1360, si osserva un aumentare della consistenza dei registri, che sfiora invece le 150 carte, e questo va probabilmente ad iscriversi in quelle che sono state le aumentate funzioni e capacità del Consiglio del Senato. Ecco, ho voluto partire da queste caratteristiche esterne semplicemente per arrivare a parlare di quelle che sono le caratteristiche interne ai registri e che sono fondamentalmente comuni più o meno a tutti. Noi le ritroviamo, e queste sono state le caratteristiche da cui siamo partiti per poter individuare, diciamo, le prime modalità di trascrizione. Ovvero noi abbiamo cercato di renderle adottando criteri di edizione molto semplici, con l'intento di restituire al fruitore, allo storico, l'essenza stessa della fonte. E parto dalle parole del professor Girgenson nell'introduzione al primo volume, laddove dice che l'edizione di fonti in serie
non può essere realizzata se non in modo estremamente economico, intendendo ovviamente non l'aspetto finanziario, ma che ogni passaggio procedurale, a partire dai criteri di edizione, va pensato e compiuto nella maniera più semplice possibile, avendo come obiettivo quello di mettere a disposizione del pubblico una versione affidabile della fonte storica che deve servire a fini concreti e quindi deve essere in primo luogo un testo corretto primariamente e pulito. Vediamo quindi questa fonte. Noi l'esempio che abbiamo davanti è la prima carta del registro 26. Tutti i registri del Senato hanno un incipit molto stringato, assolutamente non decorativo, ridondante come possono avere altre fonti. Si capisce che questa era una fonte d'uso e quindi in 3 semplici righe viene indicato in quale anno siamo e qual è il doge in carica. Semplicemente c'è scritto liber in quo scribuntur partes posite in consiglio rogatorum et de quadraginta. Così iniziano subito quindi le deliberazioni. Scusatemi. Iniziano subito quindi le deliberazioni. In questa carta, per esempio, noi troviamo scusatemi che mi sono persa. Temevo di essere andata troppo avanti. Allora, vediamo immediatamente quali sono le caratteristiche di questi registri. Al di là dell'incipit che abbiamo menzionato, il contenuto delle deliberazioni nella parte centrale, con un bel rispetto dei margini destro e sinistro, ma anche superiore ed inferiore, e sul lato sinistro andiamo subito a vedere quelli che sono degli elementi fondamentali per questa fonte, cioè le croci e dei nomi che sono i proponenti la parte. Abbiamo ricordato prima che il Senato non aveva facoltà di iniziativa legislativa, ma deliberativa ed esecutiva, pertanto i provvedimenti in discussione erano preparati precedentemente dalla Signoria o da varie commissioni. Ecco, ogni provvedimento veniva appunto presentato dai proponenti la parte e i loro nomi si trovano in questo margine sinistro. Qui forse voi non riuscite a leggerli, vi posso dire che a volte questi nominativi riportano il nome e il cognome della persona a cui si aggiunge la carica, a volte è indicata soltanto la carica. Non è infrequente trovare anche il doge oppure i capi della quarantia, che ovviamente facevano parte di diritto del Consiglio dei Pregadi. Le croci, vi dicevo, ecco, scusatemi, quello che volevo farvi notare ancora è, poi ci ritorneremo su questa prima carta del registro 26, qui si tratta di una serie di provvedimenti presi tutti in una stessa data e anzi poi vedremo che di questa parte occupa esattamente, queste parti scusate, relative allo stesso argomento occupano interamente la prima e la seconda carta di questo registro fronte e verso, mentre possiamo trovare carte come questa che segue di un altro registro, scusate, sempre del registro 26, ma la carta 43, in cui in una stessa facciata, scusate se uso questo termine moderno, troviamo ben 3 date differenti, quindi ad indicare che in quella giornata, scusate, il registro il Consiglio dei Pregadi in pochi si era riunito soltanto più spesso soltanto per andare a determinare un solo argomento. Ecco, vi facevo osservare prima le croci a margine del registro. Le croci sono un elemento fondamentale. In qualche caso abbiamo avuto dei dubbi perché non le trovavamo laddove le parti erano chiaramente delle deliberazioni prese, ma sostanzialmente sono presenti. Possiamo osservare che le croci sono uno dei 4 elementi che permettono di andare a capire se la deliberazione è stata presa oppure no.
Ovviamente il segno croce è il più evidente di tutti, è quello che ci dà il colpo d'occhio, ma poi ci sono degli altri elementi. Quindi nella prima riga voi potete osservare prima del testo la parola capta, che sta ad indicare che appunto la parte è presa, ma questo capta è ulteriormente corroborato dalla presenza all'interno del testo di una formula che ricorre, che è vadit pars o capta fuit pars. Da ultimo, per andare a determinare la definizione o meno di una delibera del Senato, ci sono le votazioni. Le votazioni sono riportate alla fine di ciascun testo e noi nella trascrizione abbiamo deciso di riportarle in colonna per dare a loro maggior rilievo, così come con il vadit pars è l'unico caso praticamente in cui si è deciso di andare arbitrariamente a capo nella trascrizione. Un intervento simile, pratico, diciamo, è stato messo in opera per quanto riguarda le votazioni. Le votazioni, voi vedete nell'esempio sulla parte inferiore della pagina, sono poste in linea orizzontale l'una a fianco all'altra, mentre nell'esempio che precede sono in colonna, ed è così che noi invece abbiamo deciso di portarle nella veste grafica. Ecco, le votazioni erano sicuramente molto importanti, ma non determinanti, nel senso che noi non le andiamo a trovare sempre, quindi alcune deliberazioni sono prese anche se la votazione non è indicata. A volte si trovano in tutte e tre le loro modalità, quindi i voti favorevoli, il de parte, i voti negativi, il de non, e i voti non sinceri. Ecco, questo voto dei non sinceri in realtà è un voto non tanto di astensione quanto, come riprendo le parole di Ermanno Orlando, una sorta di voto di coscienza, in sostanza, una attesa di acquisizione di elementi per poter permettere una conoscenza vera e propria del problema e quindi una sua votazione. Ecco. Abbiamo passato in rassegna alcune delle caratteristiche esterne, grafiche del registro. Vediamo come le abbiamo rese con l'esempio di una pagina trascritta. È sempre la prima, ho voluto sempre prendere la prima parte, la prima carta del registro 26. E dunque noi osserviamo, per esempio, che intanto abbiamo voluto dare la numerazione della carta del registro, la vediamo tra due barre laterali, la vedete segnalata dalla prima freccia azzurra. Dopodiché il testo che è stato riportato in carattere tondo, il testo originale, e al testo originale in tondo ci sono gli interventi ovviamente dei curatori che sono in testo in carattere corsivo. Quindi in carattere corsivo noi troviamo il regesto e troviamo poi l'indicazione dell'eventuale edizione. Per quanto riguarda le edizioni, abbiamo fatto riferimento a tutto quanto era stato raccolto da Benjamin Cole in questo CD che è stato pubblicato, è stato reso disponibile nel 2001 e che raccoglie al suo interno tutte le edizioni dei documenti fino a quella data. In neretto vedete la numerazione delle delibere. Appunto abbiamo utilizzato quel criterio di cui si diceva prima, quindi l'individuazione del fatto che la delibera fosse presa o meno in base agli elementi che abbiamo visto, ma ci siamo trovati a un certo punto anche a capire come fare con le delibere non prese, e quindi anche quelle sono state numerate se singole, cioè se appariva la discussione di quell'unico argomento ma non era stato poi definito. Se invece figuravano all'interno di una discussione più ampia dell'argomento e quindi erano delle controproposte, in quel caso non avevano la numerazione in sostanza. Ecco, in corsivo vi dicevo quindi il registro, il numero di edizione del testo e poi le note paleografiche.
Sempre rifacendoci a quella decisione di mantenere i criteri di edizione più semplici possibili, non abbiamo voluto corredare il testo di un apparato critico, ma semplicemente di note paleografiche molto semplici e molto stringate. In alcuni casi si è evitato di inserirle utilizzando degli espedienti grafici, nel senso che, per esempio, voi vedete i nomi dei sapienti, i nomi dei proponenti la parte, li vedete con la freccia azzurra a sinistra, e preceduti da una parentesi quadra aperta verso sinistra. Ecco, l'escamotage, diciamo così, della parentesi quadra ci ha reso possibile la diminuzione delle note, in sostanza, perché con questa abbiamo reso immediatamente disponibile a chi utilizza la fonte la comprensione del posto della localizzazione di questi elementi, quindi in questo caso dei nomi dei proponenti la parte, in altri casi di altri rinvii, per esempio ad altre fonti. Aggiungo infatti che è frequente trovare nei registri del Senato dei rinvii ad altre serie conservate in Archivio di Stato a Venezia, non so, penso ai registri Phronesis, Novella e quant'altro. Noi in quel caso li abbiamo indicati in nota, siamo andati anche a verificare ovviamente se riuscivamo a trovare la delibera di cui è l'oggetto, e nella maggior parte dei casi in sostanza ci siamo riusciti, cercando di poter dare appunto anche in questo caso allo storico che utilizzerà la fonte un elemento insomma di riferimento. Ecco, continuo con gli esempi, permettetemi di ritrovarlo. Questo è un esempio di delibere non tutte prese, in sostanza, quindi voi vedete che in alcuni casi c'è la croce, purtroppo questa è una delle carte non meglio conservate. Comunque voi trovate l'indicazione appunto delle croci sulla sinistra, il riferimento al numero nella parte che vedete nella veste grafica attuale, e si tratta di una decisione di procedere contro Andrea Filacanevo, accusato dell'assassinio di Bertuccio Querini, priore di San Bartolomeo, con la definizione della pena che poi confluisce nel taglio della mano. Quindi soltanto la decisione di arrivare a tagliare la mano a questo malcapitato è contrassegnata da una croce, mentre tutte le altre sono proposte di cui si è andati a discutere e in qualche caso, anzi sicuramente sempre a votare, ma le votazioni sono parziali e che appunto non sono state poi prese definite. Ecco, un altro elemento che compare spesso sul margine sinistro è l'elemento del non scribatur. Questo ci riporta appunto a questo mondo di cancelleria che c'è, che non dobbiamo assolutamente pensare ci sia alla base della stesura di questi registri. Quindi il non scribatur stava ad indicare ovviamente che lo spazio in concomitanza di quel testo doveva essere lasciato libero per un intervento successivo. Lo vediamo forse meglio in questo particolare, in cui il non scribatur appunto lo troviamo in nota in questo caso, ma questo esempio mi permette anche di aggiungere altre cose, ovvero che vedete evidenziato in giallo un riferimento ad una fonte successiva al call. Infatti si tratta di un'edizione di Reinhold Müller del 2010, quindi si è cercato per quanto possibile di aggiornare quel numero di edizione, quel riferimento alle edizioni presenti, con tutto quello che dal 2001 ad oggi sappiamo essere stato prodotto.
Ecco. Nella prima riga del testo voi trovate anche il riferimento in Hoc Consiglio 1355 10 novembris e lo trovate come riferimento ad un'altra parte di questo stesso registro e si tratta di una parte precedente. Non ho detto invece della croce, ve ne ho parlato in abbondanza, ma non vi ho detto come l'abbiamo resa, cioè semplicemente con una semplicissima croce che precede il testo. I registri del Senato sono serviti anche successivamente, nel senso che ci sono stati degli interventi posteriori. Ne troviamo spesso, in particolare dobbiamo evidenziare tante cancellazioni realizzatesi intorno agli anni del 1376 e del 1377. Nel caso che vi sto facendo vedere, vediamo l'intera pagina è barrata e siamo proprio nel famoso anno nel 1348. Si tratta, erano state messe in opera delle misure straordinarie per limitare, per ripopolare la città che era stata decimata dalla peste. Ovviamente tutto questo nel 1377 non è più necessario e di conseguenza si interviene con la cancellazione di queste parti. La cancellazione, oltre ad essere fatta fisicamente con questa croce che depenna il testo, è poi corroborata dalle sottoscrizioni dei notai, quindi tra l'altro ricorrono anche frequentemente proprio gli stessi Nicolaus Rubeus, Johannes Vido e quant'altro. Ecco, da ultimo passo a parlarvi degli indici. Ovviamente questo tipo di volumi, questo tipo di fonte deve assolutamente essere corredata da indici. La numerazione che noi abbiamo dato alle parti è stata funzionale anche alla compilazione di questi indici. Indici che si è scelto essere dei luoghi e dei nomi di persone. Soltanto i primi 6 registri editi in ambito francese, quindi da Messier-le-Duc, sono corredati anche da un indice prosopografico. Come vedete, per quanto riguarda l'indice dei luoghi, si è scelto di indicizzare ovviamente la forma prevalente, seguita, separata da barre trasversali, dalle eventuali altre varianti riscontrate nel testo. E poi, fra parentesi tonde, è stata messa il nome italiano corrispondente. Quindi c'è il rinvio a tutte le parti e successivamente troviamo anche la presenza di microtoponimi. Non sono molti, ma è stato necessario inserirli assolutamente per casi come quello stesso di Venezia. Venezia non è indicizzata perché, immaginate, da voi stessi compare sovente nel testo. In questo caso qui era necessario perché i microtoponimi veneziani sono molti e sono utili per lo storico. La stessa cosa è stata fatta per l'indice delle persone, quindi la prima variante con le varianti grafiche successive. Qui trovate però anche la presenza cospicua del corsivo. Il corsivo in questo caso è stato utilizzato sia per fare dei rinvii dalla forma più consueta di certi nominativi. Per cui l'esempio, la freccia rossa vi riporta a Baduario. È frequente conoscerlo come Badoer come nominativo, di conseguenza questi ed altri si è scelto di inserirli in questa parte. E poi si è trattato anche di andare ad inserire quei nominativi che non sono espressi direttamente nella fonte, ma che attraverso il loro titolo, penso al Duca d'Austria per esempio, compare sempre come Duca d'Austria, ma in realtà era una persona con un nome e un cognome. Si è cercato di individuarli tutti e quindi, trattandosi di una presenza esterna alla fonte, sono stati resi con il corsivo. Concludo semplicemente rifacendomi a quelli che sono stati i passaggi pratici di questo progetto.
Si è fatto prima riferimento alle prime 2 borse di studio, al fatto che inizialmente si era prevista una durata di 1 anno all'incirca per la redazione di questi registri. Questi tempi si sono un po' allungati, ma devo dire che il fatto che fin da subito siano state assegnate 2 borse di studio ha permesso di poter collaborare ed avere anche un reciproco scambio di informazioni su quelle che erano le peculiarità di questa fonte. Una volta effettuata la trascrizione c'è sempre stato questo grandissimo lavoro di revisione da parte della dottoressa Tiepolo nel suo antro lì in archivio, che ho scoperto oggi non è rimasto vuoto, ha un degno successore. Dottoressa che conosceva praticamente tutte le persone menzionate nel registro, quasi fossero suoi contemporanei, e poi un'altra revisione critica da parte del professor Girgenson. Oltre alla parte di trascrizione vera e propria, ritengo sia stato fondamentale anche andare a stabilire una sorta, chiamiamolo così, di formulario per la redazione dei registri. Vi ho fatto vedere prima molto velocemente qualche registro, come avete potuto osservare anche dalla consultazione dei volumi stampati. I registri sono sempre molto molto stringati, andiamo da 2-3 righe a un massimo di 5-6, ma si è cercato veramente di cogliere la disposizione, cioè la parte centrale della parte, e quindi di renderla con quel linguaggio anche giuridico che necessitava proprio per l'essenza stessa, insomma, di questa documentazione. Concludo in questo modo, ringraziando e chiedendo ovviamente di fronte a tutte queste revisioni l'errore umano può essere ancora possibile, però diciamo l'intento è rimasto sempre quello di dare veramente alle stampe una fonte più pulita possibile. Grazie.